amici di Truman TV, oggi pomeriggio siamo qui al 29 Rosso, casa dei cantautori genovesi, per un grande evento. Il grande Mauro Pagani sarà presente qui e presenterà il suo libro. Lo intervisteremo, parleremo del suo passato, della PFM, della collaborazione con il grande Fabrizio De André, di come è nata l'idea di scrivere Creuse de Ma e tante altre cose. Ci saranno altri musicisti e noi faremo come sempre il top. Per la PS Produzioni Rock Up, Carlo Barbero per Truman TV. Alle prossime! Cena appunto col teu luz e monta l'asio che resta qui e odiare se che fate un nino e shortino ma poi sciga e saudria la fontana di cumbi intaccata prima e abbiamo subito beccato la televisione, stanno aspettando lei però un secondo solo però due battute velocissime no ma sono già d'accordo con la Laura, facciamo due battutine veloci. Parlare con lei velocissimamente è difficile perché lei è il monumento della musica. Le faccio una domanda sola, due battute sulla PFM e su De André. Uno quando ha la fortuna di lavorare con gente brava ci guadagna, impara, diventa più intelligente, viene aiutato. Questa cosa mi è successa sia con la PFM che con De André. Con De André forse un po' di più perché con De André sai... è rimasta quella bellissima cosa che è Creuse de Ma. De André, sai, io ho avuto la fortuna di lavorare 14 anni non con uno bravo, col più bravo di tutti. Ho già capito, la ringrazio, ciao, complimenti, ciao, grazie. Allora, intanto... certo. Lo sai, no? Quindi, ok. Anche perché deve sapere che l'ultima volta che Mauro Pagani è stato qua c'era ancora il vecchio negozio Tassio. Allora, lui non si ricorda perché ero più giovane, più bella, eccetera. Ma ci demmo praticamente, facemmo un face to face, c'erano le vetrine, lui stava guardando. Ci diamo dei baci? Ci diamo dei baci, assolutamente sì, facemmo anche un sacco di belle foto. Io sono felicissima di essere qua, sai perché? Perché io non ti ho più incontrato da quella volta e poco dopo mi rubarono il telefono, quindi io veramente ho passato 15 anni disperata dicendo caspiterina, c'avevo le foto con Mauro Pagani e qua ne faremo tantissime. E diamo il benvenuto a Mauro, io lo chiamo Mauro confidenzialmente perché è maestro, per noi è tantissimo. Personaggio ed è una persona speciale veramente, è un artista che non ha bisogno di presentazioni, e a Renato Tortarolo, grandissimo Renato, che insomma lo ospitiamo sempre molto volentieri perché anche lui è un pezzo della storia di questa città e soprattutto è una persona estremamente obiettiva. Io voglio ringraziare. Grazie a tutti voi. Allora, parla dentro il microfono. Bene. Allora, buonasera. Aspetta che provo a alzare il microfono. Anzi, mi porto giù la cassa così la governo da qua. Posso andare? Vai. Posso andare? Allora, buonasera di nuovo. Perché siamo qua? Per Pagani. No, noi siamo qua perché vogliamo sempre, quasi sempre, ritrovare qualcosa o scoprire qualcosa. Ritrovare qualcosa vuol dire vedere Pagani, vederlo di persona, ricordarsi le cose che ha fatto e quelle che sta facendo con altri artisti. Scoprire qualcosa vuol dire scoprire qualcosa di Pagani, scoprire qualcosa di De André, del suo De André, scoprire qualcosa di noi stessi. Questa città sta cambiando, sta invecchiando, ha dei miti che secondo me dovrebbe sfatare e ha delle velleità che dovremmo calmierare. Voglio dire, se questa città deve diventare veramente una città moderna, una città aperta ai giovani, tutte queste cose qua, iniziamo questa sera, vi propongo, da Mauro Pagani. Chi è Mauro Pagani e perché ha scritto questo libro? 9 vite e 10 blues.
Intanto benvenuto. Grazie. Che cos'è il blues? Pronto. Il blues. Il blues per alcuni è la musica del diavolo, no? Per altri semplicemente è stato l'inizio di tutto, perché molti musicisti della mia generazione, a parte aver studiato un po' di musica classica che poi ci è venuta buona quando abbiamo cominciato, non so, a suonare progressive o a suonare musica italiana in qualche modo, però il blues è stata la musica che ci ha insegnato contemporaneamente a suonare con gli altri e a improvvisare. Mi sono dato la libertà di improvvisare, no? Di sentirci liberi, cosa che con la musica classica era veramente difficile. Con la musica classica si studia tutta la vita per imparare a suonare qualcosa che ha scritto qualcun altro. E allora è bellissimo, la musica classica ci insegna a rivisitare il passato e tutto quanto, però ogni musicista classico una mezz'oretta di blues al giorno dovrebbe farla, perché no, lo rilassa, lo avvicina, lo diverte, lo fa sorridere. Molti musicisti classici sono un po' musoni, no? Un po' musoni perché hanno questo peso addosso, no? Cioè, bisogna essere perfetti, suonare, non sono concessi errori, mentre invece, insomma, sbagliare è umano, no? Cioè, fa parte della vita. E quindi suonare con una musica che ti permette di cambiare, variare, di raccontare a te stesso. Un giorno sei arrabbiato, suoni da arrabbiato, un giorno sei allegro e felice, sentiti libero. Ed è una cosa che è un regalo che dovrebbero fare a tutti, cioè, io dico sempre che la musica dovrebbe essere obbligatoria nelle scuole, i ragazzi dovrebbero cominciare, perché la musica è la seconda lingua di ogni civiltà, ed è la lingua che ogni civiltà usa per raccontare il proprio inconscio, i propri segreti, la propria irrazionalità, no? E quindi noi conosciamo meglio i napoletani se conosciamo la musica napoletana, conosciamo meglio gli spagnoli se conosciamo il flamenco, conosciamo meglio gli africani se conosciamo la loro musica. La conoscenza della musica ci rende migliori, no? Quella della musica o la conoscenza della lingua?